vorrei riportare il discorso sul tema di questa sera, che è il rapporto fra migranti e formazione, migranti e scuola, no? Sia perché io sono un insegnante e sono un insegnante che insegna la lingua italiana ai migranti da 10 anni, e sia perché penso che questa sera possa essere forse un'occasione che ci permetta di sapere alcune cose di più e forse anche uscire da una semplice commemorazione. Allora, voglio dire 3 cose. La prima riguarda Montecchio Maggiore. A Montecchio Maggiore non sta succedendo soltanto quello che diceva Alberto, ma a Montecchio Maggiore c'è un conflitto che oppone 8 genitori di scuola dell'infanzia alla direzione scolastica e al comune di Montecchio Maggiore. Perché? Perché attraverso la riorganizzazione delle classi di scuola dell'infanzia per effetto dell'alta presenza di bambini provenienti da paesi non italiani, questi 8 genitori si sono trovati a mandare i bambini in una scuola dell'infanzia che non è quella del loro quartiere. Quindi questo criterio di appartenenza del bambino alla scuola in quanto abitante di un determinato quartiere e quindi di un tessuto sociale, per effetto delle quote etniche proposte e imposte all'interno della scuola, che dovrebbe essere comunque la scuola dell'obbligo, non la scuola dell'infanzia, che dell'obbligo non è, determina una situazione di questo tipo. Questa situazione si è verificata anche al Villaggio del Sole quest'estate. In questa scuola alcune famiglie abitanti al Villaggio del Sole sono stati costretti a iscrivere i loro figli in un'altra scuola di un altro quartiere, di un'altra zona. Perché? Perché la dirigente e insieme a lei il Comune di Vicenza e l'ufficio scolastico territoriale hanno voluto mantenere il rispetto delle quote etniche che, ricordo a tutti, prevedono che non più del 30% di bambini non italiani possano essere iscritti a una classe, a una scuola. E questa è la prima questione che io voglio porre, perché secondo me è una questione molto importante. Perché? Non voglio, però, allora, perché? Perché, Cristo Santo, siamo capaci tutti di dire che a Montecchio Maggiore c'è una banda di delinquenti che governa, che sta, come dire, liquidando tutta una serie di sospesi. Io vi invito a guardare in internet il sito della Civica San Marco di Montecchio Maggiore, leggete quello che si dice lì degli immigrati e scoprirete che non si capisce perché nessuno li abbia denunciati questi qua, ma quello che c'è scritto lì trasuda odio razziale, no? Quindi stanno liquidando dei conti. Ma il punto è che questo tipo di provvedimento che riguarda le quote all'interno della scuola non è un provvedimento leghista. Cioè che i leghisti facciano il loro lavoro sporco lo sappiamo tutti. Il punto è che noi dobbiamo anche cogliere e mobilitarci su degli aspetti, come dire, di razzismo spicciolo, in qualche modo legittimo, che ispirano le politiche locali. Allora, le quote del 30% all'interno della scuola sono nate a Vicenza, sono nate dall'assessore del Comune di Vicenza per la scuola e i giovani, sono nati dalla testa di un dirigente scolastico di sinistra. Questo tipo di provvedimento è stato poi portato a Venezia dalla Donazzan, che di sinistra non è, va bene, e la Donazzan e la Moretti hanno portato questo provvedimento alla Gelmini e la Gelmini l'ha scritto in una circolare che è diventata, non dico legge, comunque è diventata normativa della scuola dello Stato. Ora, questa normativa in una prospettiva di federalismo scolastico, cioè che vuol dire che le regioni comanderanno sempre di più sui processi di formazione, è uno degli elementi qualificanti
del progetto che la Donat-San ha sulla formazione scuola-lavoro. Quindi, poiché moltissimi figli di famiglie migranti vanno nelle scuole professionali, dovranno fare i conti anche loro con le quote etniche. Secondo aspetto, c'è una questione che riguarda la discriminazione che viene fatta nel welfare, cioè quindi in tutti quei provvedimenti di sostegno, di supporto alle famiglie, che non è più semplicemente sulla base del bisogno. Tu fai l'ISEE, mi dici che guadagni poco, che hai bisogno. No, è una discriminazione che anche ancora una volta è su base etnica. Perché? Perché uno dei requisiti che bisogna avere è la nazionalità italiana. Vi faccio un esempio molto semplice. A Vicenza c'è un'opera Pia che si chiama Opera Pia Cordellina, che è una diretta emanazione del Comune di Vicenza e del Vescovo di Vicenza, perché il Consiglio di amministrazione è formato da rappresentanti del Comune e del Vescovo, che ha stabilito da alcuni anni che per l'accesso alle borse di studio, 200 euro a famiglia, per una famiglia che deve avere 2 bambini che frequentano la scuola, bisogna avere non solo l'ISEE, ma la cittadinanza italiana. Allora io non capisco perché, se mio figlio va a scuola, se io sono disoccupato, porto l'ISEE, dimostro che non ho i soldi per pagare i libri, eccetera, eccetera, ma non sono italiano, non ho diritto a essere aiutato. Mentre, se sono italiano, questo diritto ce l'ho. Questa è una chiarissima forma di discriminazione su base etnica, alla faccia dell'articolo 41 del testo unico sugli immigrati, che dice che chi ha il permesso di soggiorno con validità di almeno 1 anno deve godere di parità di trattamento come i cittadini italiani. O sbaglio? Terza questione che voglio segnalare: qui si è parlato di lingua. Allora, lo Stato italiano ha un servizio pubblico che non costa praticamente niente, che si chiama centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, cioè sono dei centri in cui lavorano degli insegnanti statali come me, i quali hanno per dovere istituzionale quello di organizzare dei corsi per gli adulti che o non hanno un titolo di studio riconosciuto oppure vogliono imparare lingua, computer, eccetera, eccetera. Dove lavoro io, l'anno scorso noi abbiamo avuto 1224 migranti che sono passati da noi e che hanno frequentato almeno una lezione di lingua. Di questi 1224, sto parlando di una scuola che è a 1 chilometro da qua, non è a Portopalo o a Lampedusa, è qua. Di questi 1224, 48 hanno avuto la licenza media, il che vuol dire che quasi 1200 sono venuti da noi ma non avevano bisogno di un titolo di studio. Ebbene, questa è una cosa che nessuno sa, ma la devo dire perché mi sembra che abbia delle ricadute secondo me devastanti. Con l'anno scolastico 2011-2012 l'accesso ai centri per l'educazione degli adulti non sarà più possibile per le persone che non sono interessate a un titolo di studio. No. Quindi se tu vuoi la terza media ti puoi iscrivere, se tu vuoi frequentare un corso serale di scuola superiore ti puoi iscrivere, se tu vuoi fare un corso di lingua italiana ti attacchi perché non ti prendono più. Allora io sto pensando in questi giorni cosa succederà, va bene, a quelle 1200 persone che ogni anno vengono da noi per imparare la lingua italiana, nel momento in cui lo Stato non sarà, per volontà del legislatore, più in grado di offrire questo servizio